Oggi abbiamo 104 km da fare. Salita. Non lo trovo giusto. Inrubabile. Il goccio da signori. Ciao carissima. E che cazzo! Signori, buongiorno, benvenuti in questo settimo giorno di Tour de Force. Oggi abbiamo 104 km da fare. Dobbiamo arrivare fino a Moggio Udinese e non sarà esageratamente simpatica come cosa. Prima però dobbiamo trovare un bar, perché ho fame. Uno strappetto così, senza niente nello stomaco, è un assassinio. Ciao! Guarda, testa fuori, basta. E anche oggi un po' di sentiero tecnico non se lo toglie nessuno. E guarda che resta i sassi. Stavolta se cade lo becco. Che vada a quel paese anche lo Spar. Speriamo che lì della via sia aperto, perché sennò sono danni qua. Mi sa tanto che è chiuso pure il Lidl. Allora abbiamo fatto colazione in ogni caso con un semplicissimo cappuccino e ho scoperto a forza di... ho imparato a forza di vedere i posti chiusi che chiuso è Zaprto, Z-I-R-T-O, ok? Quindi se andate in Slovenia e vedete Zaprto, vuol dire che lei sarà. Allora, sfruttando questa incredibile posizione aero, vi dico che abbiamo ancora 94 km da fare per arrivare a Moggio Udinese e in teoria non ci arriveremo neanche troppo tardi. Ecco, salita, porca vacca. Vabbè, non ci arriveremo neanche troppo tardi, perché al massimo dovrebbe essere tipo 5 ore e mezza, quindi dai, non dovrebbe essere esageratamente devastante. Aspetta che guarda dove ho girato. Da Jesenice, ok, ci sarà tutta questa bella stradina qui, molto piacevole, un cartello con un salame polli e quindi andate via sereni. Oh, ma sta pista ciclabile io ve lo giuro che è meravigliosa. Guarda che robetta. Non lo trovo giusto. No. Guarda che bello. Là sì che è comodo. Il Barcis della Slovenia. Ho deciso di rubare la scia a sta tizia. Scusa. Sometimes I feel my heart is there. Maybe tonight, baby, that I love instead. Yeah, I'm still even deep in my head. Sometimes I feel my heart is there. Maybe tonight, baby, that I love instead. Inrubabile. Mamma mia che razza di tempo che sta venendo su. Mi sa che ora è meglio muoversi, che ne mancano 70 ancora. Siamo tornati in Italia. E ci siamo. Da qua in poi la pista ciclabile farà schifo. Scherzo dai, guarda che bellina. Questa pista ciclabile. Siamo quasi dobbiamo darle fieri. Effettivamente, guarda che robetta.
Bene, ai miei proti dovrebbe mancare poco ai laghi di Fusine, molto molto belli. Tra un attimo vi mostro. Il gocciola, signori, che bello, non vedevo l'ora. Guardatelo, che fiero della sua Pinarello sporca, davanti a questo bellissimo lago e a quella casetta. Questo anche sarebbe un lago, ma la via ce n'hai un po' e basta alla fine. Questo ha perso un sacco, cioè si è ridotto veramente un sacco la via. Comunque vorrei solo dire che con sto colore si confonde col terreno. Che figata. Parte il calvario qua. Signor. Marco, cosa ci dici? Cioè... Ricorda qualcosa a questo momento? A me ricordano sempre qualcosa questi momenti sotto l'acqua. Anche se l'altra volta l'acqua l'abbiamo presa. Raga, sta piovendo. No, bocca anche. Potrebbe andare peggio? No, Pioggia. allora, 13:15 passate. Sta anche bene adesso. Limpidissimo. Pronti a partire. Devo dire che aspettare un'ora che passasse la pioggia ne va essere la pena. Oh. Prego, prego, vada. Ciao carissima, come stai? Tutto bene? Sei un po' storta con le corna. L'unico modo per passare il pascolo. Vi giuro, posto meraviglioso, poter pedalare in posti del genere è veramente una figata, sono sincero. Ti smazzi, ti fai un culo quadro per arrivarci, perché è così, hai una fatica da fare non saprei quantificarla, però cioè tanta roba, veramente spettacolo. Comunque sale un po' di malinconia in realtà, perché questo è il penultimo giorno, domani arriveremo a casa, quindi sto andando pian pianino su ogni discesa di modo da gustarmi ogni scorcio possibile, immaginabile, e niente, è spettacolare, è tutto bello così. Siamo al 58esimo chilometro, dovremo essere a Tarvisio, se non erro. Ok, vi confermo che siamo a Tarvisio. Sempre molto belli questi pasti, fuori dal supermercato. Bello! Da fare praticamente conta tutte le persone che passano. Oh, che piacere! I 35 all'ora con meno 2%, una favola, cazzo. Oh, ma guarda che cosa bellina che c'è lì, una galleria. Bacuccati. Madonna, farò condensa qua dentro, sarò più bagnato che non averlo su. Assurda la cosa, Però il tempo non è tanto bello.
Mamma mia, che bello che sono così. E che cazzo! Sono un attimino bagnato, però ormai tanto vale, c'è le pozzanghere, le prendo in pieno, non se ne frega, sono già bagnato. Comunque io non sapevo, ma quando passi si accendono le luci. Cioè, pazzesco. Sì. Bellissimo, assurdo. Cioè lo sapevo al teatro e mi è assolutamente conquistato dopo questa cosa. Fantastico, bello. Meraviglioso. Raga, non fate bikepacking, è bruttissimo, non ve lo consiglio, cioè guardate, fa proprio schifo, giuro Vai Leo! E finalmente siamo arrivati in questo punto che volevo un sacco vedere. È spettacolare. E anche questo non scherzo. Raga, che dire, è stato veramente spettacolare, mi sono goduto un sacco, giuro, è stata veramente meravigliosa questa pista ciclabile qui. E ancora non credo ci sarà molto da vedere, quindi io vi ringrazio se siete arrivati a questo punto. Faccio veloce perché c'è una galleria. Niente, noi ci vediamo in un prossimo video e sarà l'ultimo perché sarà l'arrivo a casa. Quindi nulla, statemi bene, mi raccomando, fate i bravi se potete, se avete voglia. Io faccio gli ultimi chilometri, 10 spaccati, per arrivare a Moggio Udinese e poi andiamo in sauna, perché con 10 euro vai in sauna. Quindi ciao! Spettacolo. Le montagne, non io.